e mi vergogno nella maniera più totale che ci possa essere delle persone che si comportano in questo modo verso un ragazzo morto. Un sentimento di rabbia e indignazione, è questo quello che prova il signor Achille Ceccato per quanto accaduto nella tomba di sua moglie. Nel cimitero di Merlengo c'è chi non ha pace nemmeno da defunto, come è accaduto a suo figlio Dario, deceduto quest'estate. Un vandalo ha strappato e gettato tra i rifiuti il marmo con la foto del figlio e il vaso portafiori che aveva posizionato nella tomba di sua moglie. Un vero e proprio atto vandalico in segno di sfregio. E ovviamente io in qualità di padre, niente, si è girata ancora la vita. Atti vandalici, piccoli furti e danneggiamenti. È da tempo che il cimitero è preso di mira. Sì, è stati atti vandalici, sì. Penso proprio che sia una vergogna. All'amministrazione comunale di Ponzano è giunta più volte la segnalazione del danneggiamento del cancello d'ingresso. Il primo cittadino lancia però un appello. Stiamo monitorando la situazione, ma con la collaborazione di tutti possiamo veramente migliorare la situazione. Invito pertanto la cittadinanza a segnalare eventuali manomissioni, anomalie o la presenza di persone sospette. Le casse del comune scarseggiano. I soldi per un impianto di videosorveglianza non ci sono. A tendere però una mano ci sono gli alpini, pronti a scendere in strada per sorvegliare i luoghi sacri. E come alpini siamo pronti, ma non possiamo fare di iniziativa nostra, giusto? Ben venga, questa disponibilità. Quindi noi come amministrazione siamo ben lieti anche di poterne discutere e parlare insieme.